sono Roberto De Montis del CRS4 e partecipo al programma del cluster top down di Sardegna Ricerche per il progetto INNO, che serve alla pubblicazione di dati geografici in linea e per dare strumenti agli sviluppatori di applicazioni per device mobili. Come funziona? Semplicemente noi abbiamo creato un portale che permette l'import dei dati di tipo geografico e poi la loro tassellizzazione in vettoriale, e quindi la possibilità diretta di utilizzarli in maniera autonoma per applicarvi uno stile nel dispositivo mobile. Oltre a questo c'è la possibilità anche chiaramente di verificare e aumentare la velocità di trasmissione del dato, in quanto il tassello viene compresso e le coordinate sono relative al tassello che viene scaricato.